buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci seguirà poi sui canali di Directa Sport. Ricordo questa serata poi sarà riproposta sui canali del Cekićak Serramanna, ovviamente a partire dai prossimi giorni della settimana. Roberto Carta, buonasera, voce di Directa Sport. 4 anni, quarta stagione consecutiva del Cekićak Futsal Serramanna nella Serie B nazionale di futsal. Intanto questo è un grande traguardo. Un grande traguardo, una delle squadre che rappresenta la Sardegna, che continua a rappresentare la Sardegna nei campionati nazionali di futsal, facendo sempre magari un passettino in avanti, ma ne parleremo nel corso della serata con i diretti protagonisti. Ora ne parlerei subito con il presidente Vinicio Puzzolo, che ringrazio e che saluto. Siamo nella stessa location dell'anno passato, ha portato bene perché è arrivata una nuova salvezza, insomma la sensazione è che l'asticella pian pianino si stia sollevando. Allora, è il quarto anno di campionato nazionale, ma anche il primo campionato che andremo a giocare fuori Serramanna, quindi diciamo che l'asticella noi la vorremmo sollevare, però il fatto di non avere un impianto che ci permetta di giocare a Serramanna un po' ci penalizza. Quindi ringrazio comunque l'amministrazione di Decimo Mannu che ci ha permesso di trovare una struttura adatta a un campionato nazionale. Quindi questo campionato partiamo con una squadra rinnovata a partire dall'allenatore e buona parte dei giocatori. Speriamo di fare bene e raggiungere l'obiettivo della salvezza, che è quello primario. Ti lascio 2 domande al nostro Roberto Carta, perché vado in regia, perché vorrei rivivere insieme a tutti coloro che sono qui. Ricordiamo dove siamo intanto. La location messa a disposizione da Stefano Floris, che ringraziamo con molto calore, insomma bellissima struttura. E niente, siamo qua. Prato Verde, piscina, sì. Insomma questo è un gran bel posto. Vai Roberto, a te, perché io raggiungo la regia, così scaldiamo un po' i nostri cuori con gli highlights della stagione scorsa. Sì, la prima domanda, abbiamo detto che da quest'anno il Cekićak non giocherà a Serramanna, giocherà a Decimo, però uno dei fattori delle salvezze degli anni precedenti è stato il tifo. Ci sarà ancora lo stesso tifo caldo che ha caratterizzato un po' il Cekićak negli ultimi anni? Noi ce l'auguriamo, insomma, speriamo che i tifosi abbiano la pazienza e la voglia di seguirci anche a Decimo. Le premesse sembrano buone, quindi speriamo di riempire il palazzetto di Decimo, ci aiuteranno sicuramente a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. Sì, obiettivo salvezza, cambia un po' il regolamento rispetto all'anno precedente, dove magari c'erano un po' più di spazio per promozioni e playoff. È solo una retrocessione, quest'anno invece le retrocessioni sono 2, la terzultima fa il play-out, quindi sarà bella combattuta. Dando uno sguardo a un girone che conoscete bene, che girone vi aspettate? Beh, ci sono molte squadre neopromosse, quindi non le conosciamo, però sarà sicuramente agguerrito e complicato, quindi speriamo di farci trovare pronti. I ragazzi hanno iniziato da poco gli allenamenti, una settimana che da quello che ho potuto vedere le premesse sembrano buone. Grazie. Lagoon Pool Club, eravamo in debito insomma del nominare questa bella location, come detto, con una bella tanta erba, tanta vegetazione e poi anche una bella piscina, ovviamente immagino il vostro partner. Dicevo, riviviamo le emozioni della stagione che fu, una stagione che non è iniziata nel modo migliore. Abbiamo raccolto 6 highlights. Il primo è il Cekićak contro il Crema, era l'ultima contro la seconda, allora era il 22 ottobre ed era la seconda giornata, fu la prima di grandi rimonte. La viviamo insieme. Gentili amici e amiche di Directa Sport, buon pomeriggio a voi che siete davanti agli schermi della TV del calcio sardo. Ben ritrovati al Bianu Raminis di Serramanna, dove a brevissimo vi racconteremo l'incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie B Girone A. Cekićak contro Videoton Crema. Quasi un testacoda, penultima della classe contro la seconda, sfida al limite dell'impossibile? A dirlo, potrà essere solo il parquet, tenendo però ben presente che il futsal ce lo ha più volte insegnato, nulla è impossibile in questo sport. Lo spettacolo sta per cominciare, buon divertimento amici di Directa Sport da Giacomo Cheddu e Filippo Tuveri. Si attende soltanto il fischio da parte di Davide Baldo che arriva in questo momento. Partiti, è iniziata Cekićak e Videoton Crema. Maglietti, Poggi, palla dietro per la conclusione della rete.
Il Videoton Crema è passato in vantaggio quando sono passati nemmeno 3 minuti dall'inizio dell'incontro. Una puntata mancina clamorosa, quella di Sergio Rovati, e al terzo minuto Albiano Raminis cambia il parziale. Čekićak 0, Videoton Crema 1. Setti cerca Marini, il tiro non è filo a rete. Ha pareggiato il Čekićak quando siamo giunti esattamente al 11° minuto di gioco del primo tempo. Ha segnato Setti sulla respinta corta di Napoli, sulla conclusione a botta sicura di Marini. Pareggio meritatissimo. Tornando ai risultati che stanno, attenzione alla rete! Čekićak è in vantaggio quando mancano 3 minuti al termine della prima frazione. Clamorosa topica difensiva del Videoton Crema e il Čekićak si è portato in vantaggio con Giacomo Curreli. 3 minuti alla fine, Čekićak 2 del primo tempo ovviamente. Čekićak 2, Videoton Crema 1. Fondo laterale, ma mancano 78 primi al termine della prima frazione, per cui facile che non ci sia nemmeno tempo di creare un'occasione. Anzi no, la rete del Čekićak, ancora un errore della retroguardia della formazione ospite, nella fattispecie esattamente di Rovati, che viene consolato adesso da Lopez Arraiz. Si è trovato tutto solo dinanzi a Di Napoli e col destro lo ha fulminato in maniera imparabile alla destra del portiere stesso. Calcio di punizione che sarà battuto da Arraiz, destro, la rete, la doppietta personale di Matteo Arraiz, il 4-1 del Čekićak quando sono passati 5 minuti dall'inizio della ripresa. E adesso sì, la formazione di Gianmarco Serra comincia a incanalare verso la propria direzione questa partita. Ancora lui, Disco Pagano. De Freitas vuole fare tutto da solo, Maglietti, palla nel mezzo, la rete riduce le distanze. Il Videoton Crema, ancora Rovati, a segno parziale di 4-2 a 9 minuti e mezzo dalla fine. È ancora lunga formazione di casa, intanto seguiamo Rovati, palla dietro per la conclusione sul fondo mi pare. E invece no, chiedo scusa, c'è stata la rete, c'è stata l'illusione che la palla avesse battuto sull'esterno della rete, invece no, la palla è entrata. Andrà col destro, è uno schema, palla dentro, il salvataggio clamoroso! Parso quantomeno, perché mi era parso che ci fosse stata una deviazione di Setti, e invece no, si tratta letteralmente di un gol divorato da Maglietti. Nel frattempo arriva in questo momento il triplice fischio col Čekićak che ha battuto meritatamente, va detto, il Videoton Crema col punteggio di 4-3. Il Čekićak non è partito benissimo l'anno passato, a tuo parere perché? Bisogna chiederlo magari al presidente. Perché andiamo presidente, a tuo parere perché non siamo partiti benissimo l'anno passato? Torna qua perché tanto sarà un ping pong, dai. Ma è difficile capirlo, probabilmente c'era ancora da lavorare e quindi la squadra non era pronta, e poi siamo riusciti con qualche innesto a sistemarla, e allora ci siamo ripresi. Qualche innesto, ma anche tanta serenità di manovra, no? Che è una delle vostre caratteristiche. Sì, noi cerchiamo di mettere i ragazzi e l'allenatore nelle migliori condizioni di lavorare, e quindi li lasciamo tranquilli, anche se poi i risultati non arrivano subito. Siamo fiduciosi che con il lavoro poi si possano ottenere appunto le vittorie che servono poi per raggiungere l'obiettivo principale, che è sempre quello di salvarsi. Hai parlato prima dei ringraziamenti per il comune di Decimomannu che metterà a disposizione la struttura. Io chiamerei il vice sindaco proprio di Decimomannu, Massimiliano Mameli, per capire anche un po' la curiosità
di scoprire, diciamo, la marcia di avvicinamento di questa collaborazione. Sì, sì, assolutamente sì. Buongiorno, buonasera intanto e grazie. Palestra polifunzionale. Intanto diciamo subito che praticamente non si è ancora giocato là dentro. Esatto, è una nuova struttura, l'abbiamo terminata nel 2023, diciamo nei primi mesi di quest'anno e tutto è stata diciamo completata la struttura finalmente dopo tanti anni. Permettetemi di portare i saluti da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione del comune di Ricciomano. Struttura, ovviamente arriva intanto anche l'applauso, abbiamo visto qualche foto. Anzi, lo vado a cercare subito, così lo vediamo anche un po' tutti insieme. Struttura che ha parquet al suo interno e questa è una gran bella notizia per il futsal, Roby. Assolutamente Cosa sì. significa giocare sul parquet? È un altro sport perché vediamo tante palestre che non hanno purtroppo il parquet. Giocare, lo possiamo chiedere poi ai giocatori cosa significa giocare sul parquet o giocare magari in un altro tipo di terreno di gioco. Quanti posti? Adesso dovrebbero essere intorno ai 100, ma dovremmo chiaramente per una fine con l'auto aumentare la capienza e tutto. Siamo felici di essere venuti incontro alle esigenze che ci ha posto la società Cekichak. Ci siamo dati subito da fare per venire incontro, capivamo benissimo quali erano le aspettative della società e allora sindaco, tutta l'amministrazione e gli uffici, ringrazio anche gli uffici, abbiamo fatto un grande lavoro per dare anche loro la possibilità di poter partecipare a questo campionato di Serie B. Noi siamo felici, contenti e orgogliosi di ospitare la squadra Cekichak di Serramanna e di avere, diciamo, mano teatro chiaramente del campionato di Serie B. Grazie. L'applauso arriva ancora una volta, io vi faccio il plauso perché significa che si può collaborare tra realtà vicine e lo si può fare per raggiungere traguardi ancora più prestigiosi. Vorrei auspicare chiaramente quello che poc'anzi ha detto anche il presidente della società Viniccio. Auspico che sia il comune di Serramanna e anche la regione si diano da fare per dare giustamente una struttura a una società che è di Serramanna, ma certo e sicuro che noi saremo sempre disponibili nei confronti della società e avranno anche dei tifosi in più i 10 mesi. E noi ne siamo convinti. Ricordo peraltro che è una bella occasione di visibilità perché avremmo annunciato, ma già voi lo sapete, anche quest'anno il Cekichak ha deciso di produrre in diretta, quindi quella struttura sarà vista in tutta Italia e chissà che non arrivi poi non venga il sapore in bocca ad altre realtà di giocare a decimo. Si dice che da cosa nasce cosa ed è molto importante, chiaramente a noi è motivo di orgoglio presentare una struttura e dare la possibilità di dover giocare un campionato ad alti livelli come quello della Serie B. Grazie allora al vice sindaco di Decimo Massimiliano Mameli. Continuiamo con un secondo highlights e poi entriamo un po' nel vivo con la struttura tecnico-organizzativa del Cekichak. Ora spero di non sbagliare. Cekichak Real 5 Ro 3 dicembre finì 3-3. Guardate, raccontiamo gli highlights perché l'anno passato hanno portato bene e allora non ce ne possiamo privare neanche questa volta. Amici di Directa Sport, ancora Serie B di futsal sui nostri schermi. Roberto Carta vi dà il benvenuto dal centro sportivo Biano Raminis di Serramanna, grazie alle immagini di Francesca Sini. Il racconto della sfida tra il Cekichak e il Real 5 Ro in diretta da Serramanna. Sarà Simone Messineo a dare il via alla sfida. È iniziata Cekichak Real 5 Ro, subito il tiro provato da Rappa, il vuoto alle loro spalle, qui palla alzata per il tiro deviato al volo di Mattia Gentile che sblocca il match dopo 7 minuti e 1-0 per il Real 5 Ro, quello regionale dello scorso anno che ha visto Ussana e Elmas finire a pari punti. Il tiro e il gol proprio di Giacomo Curreli che la mette sotto la traversa e 1-1 ha pareggiato il Cekichak con il quarto gol in campionato di Giacomo Curreli. Potesse aver stato anche un rosso l'arbitro, invece era solo il giallo che abbiamo visto in campo.
riceve proprio Setti che sbaglia tutto, intercetta Rappa, la ribaltata, il Real 5 ancora in vantaggio, 2-1 per i lombardi che sono tornati avanti approfittando dell'errore in fase di impostazione del Čekićak. Al Real 5, palla fuori per Gentile, suolate, tiro, traversa e gol, ancora la rete di Mattia Gentile, ancora sul calcio d'angolo, è 3-1. 4:14 da giocare, la rete di Gentile che ha un po' tagliato le gambe al Čekićak. Adesso avanti di 2 il Real 5, quel alla ricerca subito del gol, immediata la reazione del Čekićak, 10 secondi, calcio d'inizio ed è 2-3, la firma è ancora quella di Curreli, c'è ancora tanto da giocare, una vita. Serramanna, Setti! L'ha pareggiata il Čekićak con Facundo Setti, non muore mai questa squadra ed è 3-3 a Serramanna. Palla per Messineo che deve andare al tiro deviato, Marini, suona la sirena, finisce 3-3 tra Čekićak, Serramanna e Real 5. Walter Mancosu, direttore generale del Čekićak Futsal Serramanna, taglio l'inciso del nostro Roberto Carta in questa gara. Questa squadra non muore mai, buonasera intanto. Buonasera. Questa squadra non muore mai, aveva detto Roberto Carta, in effetti così è stato. È vero. Innanzitutto buonasera, ringrazio tutti, volevo fare anche un saluto anch'io all'amministrazione di Serramanna, anche se purtroppo per motivi non sono qui presenti, al vice sindaco amico di Decimo che ci ha permesso quest'anno, la comunità di Decimo ci ha preso e ci permette di giocare questo campionato. Poi un saluto anche all'amico Alberto Urpi che è venuto per sostenere la nostra società e a tutti gli altri. Sì, diciamo che il CCC non muore mai, questo è proprio coniato perfettamente, perché è forse 2 anni che iniziamo un po' zoppicando, poi invece ci riprendiamo alla grande da novembre in poi, e questo ci permette di salvarci e di fare per il 4º anno di seguito un campionato importante di Serie B nazionale. Non l'ha detto prima il Presidente, non si gioca a Serramanna esattamente perché? Allora, questa è una bella domanda. Perché la gente lo vuole sapere. Ha fatta un ex amministratore. Per la problematica che purtroppo, o per fortuna, quest'anno abbiamo avuto per il 3º anno di seguito la deroga dalla Lega, e questo ci ha permesso di giocare qua a Serramanna il 22-23, e dall'anno prossimo invece purtroppo per motivi giusti non ci hanno dato la deroga, e abbiamo avuto la fortuna e la collaborazione da parte del comune di Decimo di poter giocare questo 23-24 a Decimo. Non si gioca qua perché ci sono problematiche di misura. Diciamo che la struttura, che voi conoscete benissimo, è una bella struttura, un'ottima struttura. Il problema è che nasceva per polifunzionale, però il polifunzionale di prima era solo basket e pallavolo e non calcio a 5, e questo purtroppo per gli amministratori che c'erano, per carità io non voglio criticare nessuno, non erano così lungimiranti da pensare che una squadra di Serie B o comunque una società come la nostra potesse arrivare a questi livelli. Siamo costretti quest'anno a emigrare a Decimo, ma io sono convinto, siccome ci definiamo biduncoli, fieri, che come ha detto il vice sindaco di Decimo,
È un onore da parte nostra e anche un pregio da parte loro avere noi che giochiamo lì, e quindi sicuramente avremo molti più tifosi anche a Decimo oltre ai serramanesi. Quarto anno nei campionati nazionali, necessariamente l'esperienza si viene un po' ad acquisire. Quando è iniziata la costruzione di questa stagione, che cosa avete un po' imparato in questi 4 anni? No? Allora, la stagione inizia non certo a maggio quando finisce il campionato, ma inizia molto prima, perché c'è programmazione. Noi, per una società così tra virgolette piccola, è di necessità la programmazione, quindi programmiamo non di anno in anno ma almeno triennale, e quindi cerchiamo di fare i conti della serva, diciamo, nel senso che cerchiamo sponsor, abbiamo la possibilità, e questo mi allaccio per ringraziare tutti gli sponsor del CCC che ci danno una grandissima mano per fare un campionato di Serie B nazionale, che è importantissimo per la comunità di Serramanna e non solo in questo caso, perché copriamo il circondario, essendo l'unica società di Serie B da Sestu, e quest'anno è salita anche l'Alghero, ma sino all'anno scorso da Sestu sino a Porto Torres eravamo l'unica società di Serie B, e questo per noi è un vanto, però significa anche, come ho detto prima, programmazione, sacrifici, e allo stesso tempo, come ha detto anche il Presidente, quest'anno abbiamo sposato e cercato di allestire una squadra che si è creata con, se mi permetti il termine, lo zoccolo duro dagli anni precedenti, e con l'incremento di giocatori giovani molto validi, e quindi abbiamo abbassato la media d'età, che è importantissima, poi con le nuove normative che andavano da 4 di 2 anni fa degli stranieri, 2 dell'anno scorso e 1 di quest'anno. Quindi abbiamo lavorato in questo senso. Ringrazio i 2 direttori sportivi, Giuseppe Puzzolo e Massimiliano Marongio, e anche Michele Scalas, che sono le persone, se possiamo definirle, del mercato, i conoscitori dei giocatori, che poi portano al Presidente e a me le occasioni e le proposte, e noi le sposiamo quasi sempre, se non sempre. Allora direi che entriamo subito a parlare con i direttori sportivi. Grazie intanto a Walter Mancoso, direttore generale. Direi i direttori sportivi del Cechichac, che rispondono a nome di Massimo Marongio e Giuseppe Puzzolu, che invito a venire qui da noi. Roberto, insomma, le curiosità le lascio in questo caso a te. Si parla già di silenzio stampa, non c'è mai stato il silenzio stampa in casa Cechichac, c'è solo tanta ospitalità e tanti sorrisi, comunque vadano le cose. Sì, la prima domanda che mi viene in mente è la difficoltà di trovare giocatori, contando le nuove normative che hanno sempre più abbassato il fatto di magari pescare un po' dall'Argentina, visto che un paio d'anni fa ne avevate 4 di argentini, poi l'anno scorso ci sia 2, quest'anno c'è solo Setti, che si può definire di uno serramanese adottato praticamente. Ok, però la difficoltà di trovare giocatori e di allestire la rosa per questo campionato di Serie B. Assolutamente, non è mai facile trovare i giocatori, anche perché comunque ci sono molte nazionali, i giocatori sardi sono pochi a disposizione, noi dobbiamo andare a cercare sicuramente il meglio che ci possa essere nel circondario. Credo che quest'anno soprattutto Massimo ha fatto un grande lavoro. Io per problemi miei familiari non potevo dare una grossa mano d'aiuto, però è stato bravissimo e ha allestito una rosa di tutto interesse, e sono convinto che comunque ci potremmo ritagliare i nostri bei traguardi e le nostre belle soddisfazioni. Quindi le difficoltà a questo punto le chiedo anche a te, visto che te ne sei riusciti a occupati prima vincere una persona. piccola battaglia, che adesso devono combattere la guerra. No, quest'anno è stata una battaglia cercare giocatori. E il livello della rosa come lo giudicate? Secondo me è molto buona, molto giovane. Abbiamo seguito le guide del mister, che anche per lui sarà una nuova esperienza, una nuova scommessa. Poi chiediamo al mister se è soddisfatto del mercato, come si fa in questi casi. Noi abbiamo fatto quello che ci ha chiesto lui,
Perciò quindi siamo colpa del convinti di mister. aver lavorato bene. Insomma, il colpo di mercato qual è stato? Perché mettiamoli un po' un attimino, no? Accendiamoli un po' i riflettori. Il colpo di mercato di questa stagione, a vostro parere, e poi magari ti chiedo la sorpresa, chi potrebbe essere? L'avevamo fatto anche l'anno passato questo. Allora, aver confermato lo zoccolo duro dell'anno scorso per noi è stata una grande vittoria. Gente come Daniele Marini, Paoletto Vaccargiu, Nicola Barresi, che avevano richieste da tutte le squadre di B, del Nazionale, della C1, e aver sposato il nostro progetto per noi è una grandissima soddisfazione. Vedi che cresce l'esperienza, in 4 anni di campionati nazionali si coglie anche la risposta giusta. La sorpresa chi potrà essere? Io credo che la sorpresa possono essere tutti, a partire dal portiere e finire con il nostro pivot. Quindi sono fiducioso che ognuno di loro darà il massimo per questa maglia. Sicuramente non si farà trovare impreparato quando ci sarà il momento di giocare. Cosa conta, questo è l'ultimo, poi passiamo al direttore tecnico, che cosa conta di più, cosa dite ai giocatori quando li invitate a venire a giocare a Serramanna? Al di là del livello che è piuttosto interessante, ma che cosa fa la differenza? Ma io credo che la differenza la faccia soprattutto la società, perché se hai una società seria che lavora bene, sicuramente non è difficile portare a casa i giocatori. Se quest'anno siamo riusciti ad allestire una rosa buona come quella che abbiamo fatto, soprattutto lo dobbiamo a chi lavora 365 giorni all'anno, quindi sì, penso di sì, ma sì, credo che comunque davvero il lavoro della società è indispensabile. Quello che facciamo ogni giorno convincerà sicuramente sempre di più qualsiasi giocatore a venire a giocare al Serramanna. Grazie, allora grazie a Massimo Maron, Giuseppe Pizzolo, direttore sportivo del Cichicciac. Allora chiamerei Michele Scalas, direttore tecnico, perché il tecnico è nuovo, il mister è nuovo e magari... Buonasera intanto. Dicevo, il mister è nuovo e allora la prima curiosità è perché proprio lui? Bella domanda. Allora, perché Daniele? Allora, perché Daniele è prima di tutto un'ultima persona, oltre che un ultimo allenatore, e poi soprattutto perché viene da un settore giovanile, quindi è uno che è abituato a lavorare con i giovani, e come società per quest'anno avevamo deciso di svecchiare un attimino la rosa, quindi quale migliore occasione di portare a Serramanna un allenatore giovane che lavora con i giovani e dargli una rosa giovane. Daniele Cocco è una scommessa? Può essere una scommessa per il curriculum da allenatore che è giovane, ma l'esperienza da giocatore secondo me può fare un po' la differenza per questo campionato di Serie B. Che cosa vi aspettate nell'andare a giocare a decimo? Si guadagna o si perde qualcosa? Devo essere sincero, un po' sicuramente perderemo qualcosa perché voi siete testimoni del pubblico che abbiamo a Serramanna ed è il 13° uomo in campo, più di una volta ha fatto la differenza. Però sono convinto, come ha detto anche il vice sindaco di Decimo, che non ci mancherà il supporto sia da parte dei serramannesi che dei nuovi tifosi di Decimo Mannu. Un'occasione per conquistarne di nuovo. Grazie, allora grazie, direi che a questo punto sentiamo proprio Daniele Cocco, che lascio ovviamente all'analisi di Roberto Carta. Allora, prima cosa, mister, esperienza in Serie B, la prima in un campionato nazionale da allenatore, dopo che l'anno scorso è allenato nell'Under 19 regionali il Selargius. Come hai vissuto questo salto? Ma diciamo che è stato un salto piacevole ma anche inaspettato, è stato insomma una decisione presa in pochi giorni e sono stato convinto dall'entusiasmo della società, dei dirigenti e anche dal progetto. Come diceva adesso Michele, quello di lavorare con i giovani è una cosa che secondo me è da fare, le regole, come dicevi già tu, ce lo impongono. Costruire giocatori che possano competere in campionati nazionali è una cosa che mi intriga, oltre chiaramente con l'aiuto già di giocatori in rosa che hanno esperienza. Chiaramente non si può giocare solo con debuttanti. Quindi diciamo la scelta è stata abbastanza semplice e adesso abbiamo da lavorare.
Avete già iniziato a lavorare, è iniziata questa... Guarda, andiamo al secondo microfono così siamo... Perfetto. Questa è stata di fatto la prima settimana di preparazione, si può già fare magari un primo bilancio, cosa hai visto in questi primi 5 giorni? È presto, abbiamo fatto dei test atletici con il preparatore Marco Vigliazzori, che ho voluto fortemente per completare lo staff, perché diciamo proprio i ragazzi ci chiedevano anche di essere comunque più seguiti dal punto di vista atletico. Ma bilanci c'è entusiasmo, sono contento perché i ragazzi stanno rispondendo bene, pur nella fatica naturale dei primi giorni, però abbiamo voluto iniziare un po' presto la preparazione, appunto perché ci dobbiamo conoscere, loro devono conoscere me e il resto dello staff, e si devono conoscere anche tra loro, perché comunque ci sono diversi giocatori nuovi, quindi ottime sensazioni per ora. C'è qualcuno che ti ha sorpreso? No, rispondo come hanno risposto gli altri. Mi hanno sorpreso tutti, sinceramente tutti, anche i ragazzi che non conoscevo, che conoscevo meno, come anche quelli che venivano dall'Under 19, sinceramente li vedo molto convinti, hanno voglia di sacrificarsi, e questo è da esempio anche per gli altri, per i più grandi che magari possono avere, non lo so, qualche motivazione in meno, o comunque possono sentirsi già di categoria, però come dicevo prima col capitano, col vice capitano, con Paolo, il 28 agosto inizia una stagione nuova, quindi quello che si è fatto prima non conta solo quello che faremo ogni giorno. Grazie. No, io ho una curiosità, insomma, che cosa sai di questo campionato e se l'anno passato hai un po' seguito tutte le vicende delle sarde in binazionale. Sì, facevo un campionato diverso come allenatore, però chiaramente conosco anche gli altri allenatori, personalmente gli altri allenatori sardi che hanno fatto la categoria, quindi diciamo quest'estate ci siamo anche un po' informati sulle rose avversarie. Il campionato è competitivo, è uno dei gironi forse più competitivi della Serie B. Però come già mi hanno anticipato i dirigenti, io credo che con l'entusiasmo, con la voglia, con sacrificio ci possiamo togliere le nostre soddisfazioni. Poi il risultato del campo dipende da tanti fattori, però noi lavoreremo per far sì che anche il risultato sportivo poi sia quello più adeguato per raggiungere gli obiettivi della società. Ultimissima curiosità, se sei consapevole che è una bella occasione questa, e poi che tipo di tecnico sei come filosofia? Sei un comunicatore, sei un rigido? Dici un po'? No, bisogna chiedere ai ragazzi. Sono sicuramente un'ottima opportunità, sicuramente, perché è il primo campionato dove guida una prima squadra, il primo campionato nazionale. Forse Robby prima parlava dell'esperienza da giocatore, sì, ce l'ho in campionati nazionali, regionali, anche di livelli medio-alti, però credo che sia proprio un'altra cosa quando parli di comunicazione, cioè quando sei un giocatore finisce l'allenamento, vai via, arrivi all'allenamento, giochi, quando fai l'allenatore è un'altra cosa. Sì, mi piace molto comunicare con i ragazzi, parlarci, perché credo che le relazioni poi tra me e loro, e tra loro soprattutto, siano la base. Grazie Daniele, ovviamente un grande in bocca al lupo per questa stagione. Robby, allora io vado a chiudere lo staff tecnico e poi partiamo con la presentazione del roster. Allenatore abbiamo detto Daniele Cocco, vice allenatore Michele Scalas, il preparatore dei portieri è Massimiliano Marongio, il preparatore atletico è Marco Vigliazziori, il fisioterapista è Sergio Mura, il massaggiatori sono Paolo Vaccargiu e Michele Carta. Dovrei averli detti tutti, invece iniziando da Daniele Marini, sei d'accordo? Con il capitano, sesto anno al Cecchi-Ciak, purtroppo oggi non c'è, ma c'è il contributo video. Ci sentiamo il video di Daniele Marini e vediamo che ci racconta su questa stagione. Ciao a tutti, purtroppo oggi non sarò presente, ma ci tenevo a mandare un saluto a partire dai nuovi, al nuovo mister che conosco molto bene, Marco il preparatore atletico e i nuovi ragazzi che faranno parte della rosa. Sicuramente sarà una stagione complicata come sempre per un campionato nazionale, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Ancora un saluto e forza Cecchi-Ciak. E allora, questo Daniele Marini, cosa possiamo dire su di lui? Sicuramente è uno dei giocatori di maggiore esperienza di questa squadra, è quello che ci gioca da più tempo, sesto anno come detto, laterale mancino molto interessante che
in questi 4 anni in Serie B ha spesso dimostrato di avere un buon feeling con il gol. Bene, allora invece chiamiamo con l'accompagnamento musicale, anche con l'applauso, Paolo Vaccargiu. Vaccargiu, il terzo anno questo per te al Čekićak, il primo da vice capitano. Cosa significa essere vice capitano di questa squadra? No, sono molto orgoglioso innanzitutto di affrontare il terzo anno col Čekićak, una società molto seria, fatta di gente competente che ha sempre voglia di migliorarsi ogni anno. Sono orgoglioso di essere il vice capitano, sono molto contento soprattutto, ripeto, della società, perché in 3 anni li ho visti crescere. Partendo dal primo anno ci sono stati degli errori, il secondo anno degli errori che stanno imparando a colmare, quindi questo è molto importante, come noi giocatori alla fine. Cosa ti ha spinto a restare, a continuare, quindi questo della società? Assolutamente sì. Va bene, grazie a Paolo Vaccargiu. Lui è invece Luca Spiga. Eccolo. Il portiere del Čekićak, 4º anno per te, si è fatto tutti gli anni della storia del Čekićak in Serie B, sei partito, che sei arrivato come uno dei giovani, piano piano ti sei conquistato il tuo spazio e adesso vuoi essere protagonista. Sì, sono arrivato che avevo 20 anni, ora vabbè ne ho 23, sono comunque giovane, però sono arrivato da sicuro secondo, piano piano, poi col lavoro, anche il primo anno mi sono ritagliato un po' di spazio, poi sempre un po' di più, anche con portieri molto esperti, più grandi di me, con molta più esperienza. Quest'anno mi auguro sia l'anno della consacrazione, che sarà un po' difficile, che sarà una bella battaglia col mio compagno di reparto, anche se non ha mai fatto la Serie B, però è molto esperto. Sarà molto, molto tosta anche quest'anno, sia per me e spero anche per lui. Grazie. Dall'Argentina Facundo Secchi. Dall'Argentina, ma in realtà ormai ti possiamo definire anche per te un ragazzo di Serramanna, sì. Sì, la verità sì, mi sono trovato benissimo qua, al di là della squadra e nel paese, appena sono arrivato i ragazzi mi hanno aperto alla fine una porta che diventa casa tua quando ti trovi così bene. 3 anni in cui è sempre segnato tanto, per quest'anno ti sei fissato un obiettivo in termini di gol? No, sempre che si possa aiutare la squadra, benvenuto sia, anche se vinciamo 1-0 con gol di Luca, che come dico sempre io, va benissimo, fino a che arriviamo all'obiettivo che abbiamo nella squadra, per me è una soddisfazione. Grazie. Vai Roby, vai tu. Sì, proseguiamo con Nicola Barresi, secondo anno per lui al Čekićak. Secondo anno al Čekićak, cosa ti ha spinto a restare? Come ha detto Paolo, la serietà della società, che abbiamo visto che stanno facendo le cose sempre meglio, puntano a crescere sempre di più. Mi sono trovato benissimo l'anno scorso, con i compagni, con i dirigenti, per questo diciamo sono voluto rimanere assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Di Gianmarco Fiori non abbiamo la presenza, ma anche in questo caso abbiamo un video e quindi lo vediamo insieme. Buonasera a tutti, mi dispiace non essere presente questa sera con voi, mando un saluto a tutti, ai nuovi arrivati, ai vecchi dello scorso anno, alla dirigenza, a tutti, ci vediamo presto. Di pochissime parole, Cosa possiamo dire di Fiori intanto? Di Fiori, che se prima avevamo Barresi che è centrale di Oristano,
Fiori, pivot sempre di Oristano, facciamo un po' l'asse oristanese che non è troppo lontano da qua, può essere sicuramente uno dei giocatori importanti per il Čekićak di quest'anno. Chiamiamo Nicola Spilloni. Nicolas Pilloni che è cresciuto nel Čekićak, però è smesso per un po'. L'anno scorso sei tornato, com'è stato l'approccio nuovamente al calcio a 5 giocato e cosa ti aspetti da questa stagione? È stato veramente bello ritornare a giocare, infatti poi mi sono trovato benissimo con i nuovi compagni, con i vecchi, spero di migliorare le prestazioni dell'anno scorso. È la volta di Alessandro Gai. Alessandro Gai che si rimette in gioco dopo mezza stagione in prestito al Villassor nel passato campionato. Cosa ti ha dato farti quella mezza stagione col Villassor conquistando la salvezza in C1 e come torni adesso al Čekićak? Spero di aiutare la squadra, la mezza stagione del Villassor mi ha aiutato per giocare di più, avere più fiducia col campo, quindi speriamo di dare una mano quest'anno ai compagni, all'allenatore e a tutti. Grazie. È la volta di Riccardo Figus. Riccardo Figus che fino alla scorsa stagione è stato il capitano dell'Under 19 del Čekićak, ma di fatto si impianta stabile in prima squadra da quando il Čekićak gioca in Serie B. Quest'anno che cosa ti aspetti? Allora, innanzitutto voglio ringraziare la società che mi ha dato l'opportunità di rimanere in prima squadra. Spero di migliorare nella tecnica, nella resistenza, comunque spero di migliorare molto. Grazie. Anche di Gianmauro Medda non abbiamo la presenza, ma abbiamo un video che ci godiamo un po' insieme. Ciao ragazzi, mi dispiace non essere con voi alla presentazione della squadra, sono carico per quest'anno, non vedo l'ora di iniziare con le gare ufficiali, do il benvenuto ai nuovi giocatori, al mister e lo ringrazio per la fiducia. Forza Čekićak! In poche parole, cosa sappiamo di Medda? Gianmauro Medda come Figus è stato uno degli elementi, lui presumo che continuerà ad esserlo, dell'Under 19 del Čekićak, così come i prossimi che andiamo a chiamare, che sono le ultime due conferme, Sebastiano Moi, il portiere Francesco Ecca. Li chiamiamo insieme? Sebastiano Moi, salto adesso, Under 19 prima squadra, sarei uno dei portieri, come ti stai trovando? Allora, conoscevo Gianluca, sono contento di conoscere Samu, vorrei cercare di migliorare dal punto di vista soggettivo, è contento di accogliere nuovi compagni e avere come Francesco i vecchi compagni in Under. Francesco, come stai vivendo questi primi giorni di preparazione? No, molto bene, sono molto contento di essere qui un altro anno. Ringrazio anch'io la società e i compagni che mi hanno fatto sentire sempre a casa nonostante non fosse di Serramanna e niente, darò il massimo per la maglia. Grazie. Allora, una volta arriviamo a dare le giuste vetrine ai nuovi acquisti. È un portiere classe 90, aveva già giocato con il Čekićak nel regionale, ritorna, quindi cavallo di ritorno per la prima esperienza nel nazionale, ultime 2 stagioni a Villassoro in C1, lui è Samuel Tuveri. Innanzitutto, com'è stato tornare al Čekićak? Molto bello, ritornare a casa fa sempre molto piacere. Ringrazio la società per avermi permesso di vivere questa esperienza. Prima esperienza in un campionato nazionale, tra l'altro. Esatto. Portieri, rivali per contenderti il posto, magari iniziamo anche a chiamare l'altro, visto che siete 4, tu sei il più esperto e chiamiamo anche il più giovane allora, perché l'altro nuovo acquisto per la porta è Manuel, portiere 2008, che arriva da San Luri
Come ti stai trovando? Mi trovo molto bene, mi hanno accolto a braccia aperte, sono molto felice. Passaggio da calcio a 11 a calcio a 5? È abbastanza complicato, infatti già dai primi giorni ci sono alcuni problemini, ma piano piano si lavora e si migliora. Grazie. Arriva Cichicciac, è un laterale mancino classe 2000, fino allo scorso anno all'Oristanese, con cui ha vinto anche una Coppa Italia regionale. Benvenuto a Serramanna Alessio Mirabella. Alessio, benvenuto al Cichicciac, come ti stai trovando? Cosa ti ha spinto a sposare questo progetto? Mi sto trovando benissimo, mi ha spinto sicuramente la volontà di essere accolto da tutta la società e poi soprattutto un nuovo campionato, una nuova sfida e tante aspettative, speriamo bene. C'è un po' una colonia di Oristano adesso al Cichicciac. Sì. Stiamo viaggiando in tre vecchi compagni, quindi cerchiamo di dare il massimo. Grazie. È un centrale, classe 2003, cresciuto nelle giovanili della Mediterranea, reduce dall'esperienza dello scorso anno con il Villa Speciosa, con cui ha giocato in C1 e ha vinto il campionato regionale e la Coppa Italia regionale Under 19. Inoltre è stato capitano della rappresentativa sarda Under 19 all'ultimo torneo delle regioni. Anche per lui un benvenuto Filippo Medda. Un bel salto dalla C1 alla B, come la stai vivendo? Diciamo che è un salto importante, sono molto contento che la società e il mister mi abbiano chiamato, spero di essere all'altezza delle aspettative, di migliorare, sono molto contento di essere qui. È un laterale classe 2002, anche lui giovanile della Mediterranea, con cui ha esordito in Serie B, lo scorso anno a Villa Speciosa in C1, doppia cifra di gol, peraltro è Under 19, campionato regionale e Coppa Italia, oltre ovviamente all'esperienza nel trofeo delle regioni. Benvenuto a Nicolas Meloni. Curriculum abbastanza simile a quello del tuo compagno Medda, vi ritrovate adesso al Cichicciac, tu però la Serie B l'hai un po' assaggiata con la Mediterranea, quest'anno quanta voglia hai di viverla da protagonista? La voglia è tanta dopo un anno di C1 dove ho fatto esperienze, diciamo, qualche gol. Spero sicuramente di fare bene anche in Serie B, di crescere e niente, mi trovo benissimo con la squadra fin dalla prima settimana e ringrazio sia i compagni sia la società per la fiducia. Grazie. Allora arriviamo di fatto a quella che è l'unica maglia nazionale perché arriva fuori dall'isola, parlo di Giacomo Gioacchini, pivot marchigiano classe 97, nelle Marche si è messo in mostra più volte raggiungendo la doppia cifra nel campionato regionale. Benvenuto Giacomo. Innanzitutto com'è stato l'approccio qui a Serramanna dalle Marche, come sei arrivato? Allora, sono arrivato in aereo e quando sono atterrato mi sono sentito subito a casa perché veramente un posto fantastico, fatta di gente fantastica che mi ha accolto benissimo e quindi sotto questo aspetto nulla da dire. La prima esperienza in un campionato nazionale per te? Sì, esperienza in un campionato nazionale e spero di poter contribuire al successo della squadra. Cosa sapevi del Serramanna e poi qual è il tuo rapporto con l'isola? Allora, del Serramanna sapevo poco, quello che sapevo però era che era una società seria, fatta di gente competente come poi si è dimostrata, e dell'isola ancora non so molto, spero di saperne presto molto di più. Che idea ti sei fatto invece della squadra, del gruppo? Un gruppo al di là del discorso personale, quindi del carattere dei ragazzi, che è stupendo, sono anche tutti ottimi giocatori, quindi sicuramente se ci impegniamo ci toglieremo delle grosse soddisfazioni. Trapela una bella personalità, che tecnicamente che tipo di giocatore sei? Allora, a me piace il gol, però piace anche molto far gol, quindi voglio vedere dove riesce il mister a indirizzarmi di più. Io sono pronto ad adattarmi in qualsiasi cosa. Chi, quando ti hanno contattato, cosa ti hanno detto?
Mi hanno contattato verso la fine di maggio, inizi di giugno e mi è stato detto che il Cecchi Ciak aveva richiesto la mia presenza e ci tengo anche a dire che sono onorato e ringrazio anche della fiducia, perché capisco che da un campionato di C2 a una B è un bel salto che però mi dà molti più stimoli, quindi sono contento di aver accettato e di essere qui. Una promessa? Ho già fatto una promessa a una persona importante che manterrò sicuramente, e ne faccio un'altra ai tifosi del Cecchi Ciak, che lotterò per la maglia e suderò tantissimo per la maglia. Grazie Giacomo, ovviamente a casa ti potranno seguire tutti con le nostre dirette. Richiamiamo Vinicio Puzzolu, così analizziamo, insomma il roster l'abbiamo concluso, se non mi sbaglio. Allora, le avversarie, intanto quarto anno in Serie B, sempre nel girone A, 11 squadre totali con 2 squadre sarde, Futsal Alghero e Sardinia Futsal. Chi temi di più? Difficile dirlo, sono tutte delle ottime squadre, quindi di volta in volta li affronteremo e insomma speriamo di far bene. Non avevo sbagliato perché il girone è durissimo. Cardano 91, Castellamonte, Energy Saving, Futsal Alghero, Futsal Fucsia Nizza, Sardinia Futsal, Real 5 Ro, Varese Laveno, Val di Lance Fiano Plu e Domus Bresso. Tante le abbiamo già raccontate, le abbiamo viste. Che cosa si sa di questo girone? Non tanto, conosciamo le squadre che c'erano l'anno scorso, adesso come ho detto prima ci sono molte neopromosse, quindi insomma cercheremo di prepararci al meglio sperando di far bene. Roby, formula, calendario, eccetera, eccetera. Sì, la curiosità è che la prima si giocherà in trasferta all'Ecco in Lombardia contro l'Energy Saving, però poi la prima in casa sarà un derby contro il Sardinia. Sì, non è una novità che giochiamo la prima in trasferta, non è una novità che la prima in casa è sempre il derby con il Sardinia, quindi praticamente non cambia nulla. Speriamo di invertire i risultati che fino ad oggi e soprattutto all'esordio sono stati sempre negativi. L'altra curiosità è legata alla Coppa Divisione, di fatto l'esordio ufficiale del Cecchi Ciak, anche se sappiamo che da quest'anno cambia formula, dedicato alle squadre under 23, ma abbiamo visto che di giovani già inseriti in prima squadra che possono giocare questa Coppa ce ne sono tanti. Sì, è stato deciso così dalla divisione di creare una coppa apposita per gli under 23, quindi ne abbiamo, se non erro, 7 ragazzi della rosa della prima squadra che possono giocarla e poi gli altri saranno completati dall'Under 19. Infatti assieme a Daniele seguiranno la Coppa Divisione l'allenatore dell'Under 19 Massimo Deida. Cecchi Ciak Monastir, questo è l'esordio nella Coppa Divisione, poi cambia qualcosa in base al risultato di quella gara. Esatto. Sì, bisognerà vedere come andrà la prima, adesso non ricordo gli abbinamenti come sono, però in caso di sconfitta sarete voi i primi a scendere in campo, invece in caso di vittoria giocherete il 7 ottobre perché è un triangolare. Stagione che si chiude poi in trasferta a Bresso contro il Domus il 13 aprile. Della formula lo abbiamo detto, sale soltanto la prima, secondo e quinto posto fanno i playoff con 4 turni, retrocedono le ultime 2. Obiettivi sono quelli di stare in categoria, sperando che poi si possa muovere qualcosa a livello della struttura che ci possa ospitare per il futuro, insomma. Mi dispiace che oggi non siano presenti gli amministratori locali, perché insomma avremmo avuto modo magari di capire anche cosa si sta facendo per cercare di risolvere questo annoso problema. Avete paura che nasca una consuetudine di questi campionati nazionali in termini di entusiasmo? Beh, paura no, noi affrontiamo sempre questi campionati con molta passione, impegno e organizzazione, quindi la paura non ci spaventa. Lo dico perché il cagliaritano si adegua in fretta a questi livelli. Ricordiamo il valore di una Serie B a Serramanna, un comune di poco più di 5.000 abitanti. Esatto, noi siamo orgogliosi di rappresentare comunque un territorio che è quello del Medio Campidano. Ci proponiamo per diventare proprio un centro di calcio a 5 per il nostro territorio.
al di fuori di quello che può essere Cagliari o da altre parti della Sardegna. Ovviamente sono 9.000 gli abitanti di Serramanna, quindi un centro molto molto importante. Chiudo con l'annuncio della partnership, grazie, siete stati tra i primi ad averci creduto, speriamo di aver reso in termini di passione e di entusiasmo, avendoci messo in linea di massima almeno la stessa vostra, in diretta tutta la stagione, anche quest'anno, e non solo perché si gioca a decimo. Esatto, per noi è stato un piacere e un onore continuare a collaborare con voi, quindi speriamo che ci porti bene anche per la prossima stagione. Grazie. Roberto, la chiosa finale, che campionato sarà? Sarà un girone complicato, però potete dire la vostra. Ce lo auguriamo, insomma, ci stiamo preparando per quello e quindi speriamo bene. Volevo dire un'altra cosa, che adesso, siccome la carne si fredda, è ora di andare a mangiare. Grazie, allora davvero buon futsal a tutti.